Polizia locale e protezione civile. In occasione della pubblicazione del resoconto annuale dell'attività svolta dalla Polizia locale e dalla protezione civile, ho chiesto all'assessore ai lavori pubblici, edilizia privata, Polizia locale e protezione civile Giancarlo Bianchini di raccontarci cosa è emerso nei dati del consuntivo. La Polizia locale sicuramente l'attività è molto intensa nell'anno passato, ma continua e prosegue anche come l'anno appena iniziato, soprattutto anche perché è in fase di elaborazione la manifestazione delle frecce tricolore che si terrà a inizi di settembre e pertanto occuperà notevolmente il corpo della Polizia locale direttamente interessato alla gestione della viabilità, nonché della sicurezza all'esterno dell'area del sedimento mario portuale, ma soprattutto anche perché l'apporto che dovremo dare sotto l'aspetto della gestione di detta manifestazione per il supporto sarà notevole sull'aspetto di ore uomo, ma anche come attrezzature e quant'altro. Siamo bloccati a 19 unità, compreso il comandante, il vicecomandante e i vari marescialli, quindi per un territorio che comprende quasi 8 comuni ritengo sia piuttosto scarso per dare un vero servizio, quindi dobbiamo sopperire a questo con nuove tecnologie che ci mettono a disposizione attualmente. Il discorso della gestione della protezione civile, quindi della squadra comunale composta logicamente da volontari, che nell'anno passato è stata chiamata a svolgere un'attività intensa sul nostro territorio, non solo, in particolare dalla fine di gennaio fino per tutto il mese di febbraio per l'innalzamento della falda acquifera, che ha comportato notevoli disagi ai cittadini e che ha richiesto un particolare sforzo di persone, mezzi e attrezzature per dare una risposta, un aiuto ai cittadini che ne richiedevano. Nell'anno passato comunque abbiamo potuto integrare la nostra attrezzatura con l'inaugurazione al mese di giugno del nuovo mezzo per il trasporto a nuove persone, il pulmino Mercedes Sprinter che abbiamo acquistato con un contributo della regione, che ulteriormente andrà a implementare la disponibilità delle nostre attrezzature, dando una maggiore mobilità e soprattutto risposta verso quelli che poi i vari interventi che ci verranno richiesti sia nell'ambito regionale e non solo. Infatti alla fine dell'anno scorso, quindi nel mese di novembre, con gli accadimenti della zona di Genova e della Liguria, una squadra di Podroipo si è trasferita in quei luoghi per circa una settimana a sopperire, a dare una mano alle cittadine e alla popolazione che era colpita da queste alluvioni piuttosto intense. Abbiamo potuto apprezzare un gesto di alcuni cittadini che avevano avuto la necessità dell'aiuto dei volontari della protezione civile nel mese di febbraio per gli allagamenti, hanno deciso di consegnare, di regalare alcune attrezzature a riconoscimento del lavoro svolto alla nostra squadra, che è consistita in un decespugliatore e una piccola motosega che andrà a implementare l'attrezzatura già a disposizione della squadra, ma in particolare è stato il gesto che queste persone hanno voluto fare di apprezzamento e di attenzione verso quelle persone che danno il proprio tempo volontariamente e si impegnano per dare l'aiuto al prossimo, e quindi ritengo una cosa molto importante, un bel segnale in un momento in cui naturalmente questi valori si sono un po' persi, di attenzione, di particolare vicinanza a chi cerca di operare, di dare una risposta, ma soprattutto mettersi a disposizione senza nessun vincolo verso il cittadino che ha bisogno. Per il Ponte News, Marco Mascioli.